che ci frega di Kvara, noi teniamo Garnacho. Calma. Però, visto che dobbiamo ingannare un po' il tempo, mi ero dimenticato di farvi il pronostico esatto di come finirà la partita oggi, quindi ci tranquillizziamo. E poi questa notizia di Garnacho io la accolgo perché ha molto senso rispetto a molte altre notizie che avevano meno senso, tra extracomunitari che non possono entrare, anche se se ne va Kvara. Benvenuto Valerio Peluso, lasciateli adesso i like perché poi a fine video vi dico due cose su Garnacho perché hanno molto senso e a quel punto uno ci ragiona un attimo. Cominciamo. Per ingannare l'attesa. Kvara via, Turi rimane, Marelui via, Foloruscio via, Zerbin vediamo, Ngong vediamo, Politano torna al posto di perché Olivera via, Politano torna, Caprile via, Buongiorno infortunato, Rafa Marin praticamente via, devo aggiungere i nuovi arrivi. Queste, immaginate che io devo chiedere ai miei amici grafici di aggiungere Hasa tra i per l'analisi tattica, no? E poi devo chiedere al mio amico che mi fa la lavagna tattica di togliere Kvara tra i disponibili. Immaginate, aggiungimi Hasa e levami Kvara. Immaginate come mi sento. Poi ribadisco, per chi non volesse capire o capisce solo quello che vuole lui, in questo momento è meglio che lo vendiamo. Mamma mia, ma pure in fretta, anche in fretta, così con la speranza di poter trovare a uno per sostituire, cosa difficilissima a gennaio. Vai Neres, uno ce l'hai già che è Neres, vai per Ktomine, provaci per Ktomaro. Male. Quindi ad oggi, nonostante Conte abbia cercato di non perdere il rapporto col ragazzo, nel senso io non ti incateno, che Conte ne ha viste di situazioni dove è quasi sicuro e poi magari non si fa. Ma rompimi il palo. Quindi Conte lo ha fatto, l'ambiente no. L'ambiente lo sto leggendo. Politano, vai fino in fondo. Vai che Lukaku c'è. Assist di Politano. Perché? Perché noi non dobbiamo, per esaltare Kvara, attaccare Politano. Quello ha fatto un assist, Kvara invece no, potevamo averli tutti, ma è tardi, è troppo tardi. Adesso fare discorso sul il rinnovo, quelli gliel'aveva offerto, quello non l'ha voluto, se ne vuole andare. Il discorso sui soldi secondo me non è il discorso principale, non l'andava fatto prima, sono dei discorsi successivi di come tratti a uno e di come tratti a un altro, di come ti comporti davanti alle telecamere per uno e come ti comporti per un altro. E io mi sembra di averlo già fatto questo discorso per tutti gli altri calciatori, quindi non capisco perché con memoria corta, storica, non ci dobbiamo ricordare come va a Napoli. È sempre lo stesso giochino. Quindi non pensate che è Neres, il prossimo sarà Neres. Ma Catomine! Poi ce la prenderemo con Lobot, poi ce la prenderemo. Ecco di gente che posta la foto di Insigne, la foto di Hamsik. Signori, Insigne pure se n'è andato a prendere i soldi in Canada. Con il Napoli che diceva se Insigne vuole rimanere il benvenuto. Sì, se è andato a prendere i soldi in Canada. Hamsik se n'è andato a febbraio, certo a fine carriera. Eccolo! A fine carriera se n'è andato a prendere i soldi in Cina. Cioè... Ma no! Bravo Juan Jesus. Vai a vedere proprio Juan Jesus che non molla, che non abbandona la barca. Bravo Di Lorenzo. Di Lorenzo non se ne voleva andare alla Juventus. Il problema è che quando vuoi andare, quando c'è un precedente, non è più se ti offrono 5, 6 come ho letto, non è il problema di quanto ti hanno offerto, è di come te l'hanno offerto. Dopo i fuochi, si dice dalle mie parti, dopo che i buoi erano scappati tutti dalla stalla. E queste cose qui, secondo me,
hanno fatto la differenza. C'è il contratto. I contratti vanno rispettati, i contratti. Quando vuoi tu. Bella palla di Luca. Politano. Pure col destro, Politano, bravo. Io me li voglio coccolare tutti quanti, pure Mazzocchi, pure Olivera, lo sapete. Poi è una frase che ha detto Conte, io me li bacio 1-1, io spero di non indebolirmi. Bella palla di Anghissà, Politano, mette in terra. La sovrapposizione interna di Di Lorenzo, il passaggio per Lukaku. Che resta esultanza strana, speranza è proprio questa, che si compatti il gruppo. Lukaku, Varo è pazzo. Quello poi prende fiducia, Ocio. Che si compatti il gruppo ancora di più, dice lui, il famoso patto scudetto che si fa ogni anno, il patto Champions, il patto scudetto, cioè non si muove nessuno, ce ne andiamo l'anno prossimo, perché questa crescere è l'unica cosa che conta, tu devi crescere proprio per arrivare a quella situazione che Napoli non è di passaggio ma è un punto d'arrivo, dove tu quando arrivi stai bene, sei gratificato e non è niente altro, ma devi essere gratificato su tutti i livelli. Mi ero dimenticato, io gioco di contropiede, non la palla lunga. E vi devo pure ringraziare, con gli ultimi video tra calciomercato e Kvara siamo arrivati a 25.000. Ma a che costo? Ma a quale prezzo? Ma Ghilardi sta giocando, Ghilardi. Bravo Anghissà, però non pattinare, Da quinto a quinto. Caparate Chist, che poi non è solo quinto a quinto, da esterno a esterno, da Politano, da Neres. Caparate Chist, fra amore. Madonna mia. Non è manco angolo. Che esulti che stai 2-0 sotto. Ah no, eccolo. Politano. No, ma minimo 3-0 perché devi vendicare l'andata. Dobbiamo rimpinguare la classifica Guido, dove ci sono delle squadre che sono già a -2, -2, -2. E sapete a chi mi riferisco, perché se la Lazio ha pareggiato, se l'Atalanta ha pareggiato, se la Juventus ha pareggiato, io mo che sto giocando il Milan è in campo, è in vantaggio con Morata, non è che poi tutte possono inciampare. Però ciò non è finita. Clean sheet per favore, bravo, ha giocato molto meglio Politano che Neres, devo dire la verità. Dimostrazione che bravo Spinanchissimo Neres, ma ci provo. Ma papi come sta? Cambiare. Conte fa i cambi, da là, posto di Neres Zerbin, sto di Politano, un gong, guagliato il capitano, bravo Juan Jesus. No, ma io la butto fuori perché dobbiamo fare i cambi. Ecco DJ Barrett, Baron, vai Zerbin, un gong, sei rimasto solo, la bromance è finita. Se rimane un gong, mi dovete tenere presente sempre le liste. Non ci ragionate sulle Grova, arriva Barcolà, arriva Galeno, arriva Rashford e vi siete dimenticati che deve arrivare Danilo per svecchiare un po' la rosa, perché serve ai giocatori di esperienza. Bravo Anghissà, ma vedi che Zerbin ha il suo perché e finisce così come deve finire oggi deve finire così. Ne parliamo live, c'è già la live pronta, solamente un grazie a tutti quelli che stanno supportando, che si sono iscritti al canale. Abbiamo raggiunto 25.000, la maggior parte di questi 25.000 gente a cui piace ragionare, a cui piace essere anche in disaccordo con me, ma arrivarci col dialogo, scambiarci opinioni, darmi degli spunti, e io ci ragiono sempre sugli spunti che mi arrivano, quelli pro e quelli contro, e va bene così, perché ribadisco, crescere è l'unica cosa che conta, non diventiamo isterici, per favore. La vittoria è l'unica cosa che stiamo diventando un po' troppo uguali a quelli là. Io ho il diritto di essere triste se un mio idolo se ne va, poi dopo lo sostituiamo e resta la maglia e tifiamo per il Napoli e non per l'idolo, ma io ho tutto il diritto di essere triste. Allora, è da studiare Garnaso. Prima di tutto mi fa piacere che esca una notizia che sia plausibile per
per il primo punto fondamentale, cioè le liste, no? Quando vi esce Casadei, perché io sono così entusiasta? Perché è un under che può venire, che non occupa posto ed è un giocatore di prospettiva. Ecco, riconosco il mio Napoli. Non riconosco il mio Napoli se il Napoli deve andare a prendere a Chiesa, a Danilo, a tutti questi qua anzianotti. No, non lo riconosco il mio Napoli. Ecco, Garnaso rappresenta la freschezza, rappresenta, oltretutto, partiamo da un presupposto, un giocatore famosissimo, proprio famoso, proprio importante a livello mediatico, non so quanti milioni di fan tiene sui social, proprio non ci vede proprio, quindi è un giocatore sotto questo punto di vista molto importante, e quello potrebbe essere forse un ostacolo, nel senso che il suo ingaggio è anche abbordabile. Parliamo di 3 lordi, che tu ovviamente devi dargli qualcosa in più per farlo uscire dal Manchester United, però è abbordabile. Il prezzo è altino, perché si parla di 50 milioni, ma se tu ne prendi 70, 80, 90 dal Paris Saint-Germain, devi assolutamente reinvestirli, e se li reinvesti in un giocatore giovane che è pronto ad esplodere, perché Garnaso è pronto ad esplodere e definitivamente consacrarsi, e allora io dico sì, dico assolutamente sì, perché non puoi avere uno come Kvara, che è fortissimo, che è l'amor mio, che però non vuole stare. Devi avere uno che viene con la voglia di farlo. Ecco, da questo presupposto si parte, considerando che, ma come, dal Manchester United? Sì, perché il Manchester United è una squadra disastrata, è una squadra che sta avendo tanti problemi, e se un Garnaso, io guardavo gli highlights di Garnaso, assist per McTominay, gol, McTominay che gli dà la palla, gol, e la telefonata a McTominay Garnaso la può fare, e gli puoi dire ma come ti trovi? E penso che McTominay possa dire cose buone di Napoli. McTominay è un giocatore consacrato a livello di età, che viene al Napoli. Garnaso può fare anche un discorso diverso: io sono talmente giovane che posso venire a farmi le ossa, cioè competendo per trofei comunque al Napoli e comunque in Italia, che si sa, l'Italia è considerata a livello internazionale un campionato dove la tattica la devi studiare, quindi ti completi anche tatticamente. Vengo e poi dopo posso andare dove voglio. Quindi se il discorso Napoli non è punto di arrivo ma è un punto di passaggio, è ancora valido purtroppo per tutta una serie di motivi. Garnaso lo può anche fare ancora questo discorso: io vado, cresco, mi consacro, magari un barbiere un poco meglio, il taglio di capelli lo aggiustiamo, lo facciamo uomo e allora sì, e allora mi interessa. Poi tecnicamente lo analizziamo, io sto guardando tutte le varie cose, ci sono alcuni momenti in cui addirittura mi ricorda Insigne. È un giocatore che ha probabilmente meno dribbling di Kvara, però c'ha accelerazione, c'ha tiro, c'è quel gol in rovesciata che lui fa, no? Con l'esultanza poi alla Cristiano Ronaldo, ovviamente è chiaro che infiamma le fantasie. Bisogna andarci piano perché è molto giovane e quindi ci sono delle cose che deve sicuramente migliorare. La testa, lì bisogna ragionarci. C'è una cosa su Kvara che nessuno ha mai sottolineato: un giocatore con quel talento, di solito giocatori di grande talento, alle volte la testa, invece Kvara era veramente un ragazzo, lo è ancora, un ragazzo tranquillo che non ti crea problemi né nello spogliatoio né in campo, che rare volte ha reagito, non si è fatto espellere nonostante avrebbe potuto reagire male rispetto alle mazzate, e fuori dal campo tranquillissimo. Ecco, questo è una caratteristica che è stata spesso sottovalutata per quanto riguarda Kvara, quindi bisogna ragionare su Garnaso. Però a qualche notizia si sta rincorrendo, quindi se questi rapporti col Manchester United restano, adesso pare che Garnaso debba giocare titolare, è andato un pochino fuori dai titolari per qualche partita con Amorim, adesso gioca, vediamo. Sicuramente è un nome che accende la fantasia e mi fa guardare alla futuribilità del Napoli, e non che ci infogniamo in tutti i giocatori vecchi e poi quando Conte si stanca e decide di andarsene teniamo una squadra da rifondare completamente. Invece no, Conte è arrivato per rifondare, quindi dobbiamo prendere anche i giovani, se no manna la next generation a Royal, e dobbiamo farlo. Quindi do il benvenuto all'idea, che non è assolutamente impossibile per le cose che vi ho. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciatelo un like, non vi preoccupate, non succede niente.